E su Studio 90 Italia siamo qui con Filippo Neviani, con NEC, per parlare di questo nuovo lavoro bellissimo, unico Grazie. come te e unico come quest'album che ho ascoltato ed è veramente bellissimo. Sono felice, ti piace? Nuove emozioni, 25 anni di carriera, 25 anni intensi, 25 anni pieni di spirito anche, pieni di amore, vero, in quest'album? Guarda, in quest'album dici? Beh no, diciamo che i 25 anni vengono fuori quando naturalmente devo scrivere, devo suonare. Naturalmente in questo album non racconto tutta la mia vita, perché non avrei neanche l'esperienza per poter dire di raccontarla tutta, non è sufficiente. Fra poco faccio 45 anni, voglio dire, non ho detto ancora nulla io, però ci sono idee che passano attraverso i miei sentimenti, o comunque situazioni che sento che mi appartengono, o comunque emozioni che mi piace, dalle quali mi piace essere portavoce fondamentalmente. Quindi cerco di essere il punto di smistamento di tutta questa roba che in teoria prende lo stomaco, ecco. Ci sono dei brani molto belli, come dissi mi sono innamorata davvero del brano Differente. E del tuo brano Freud in coppia con J-Ax, davvero molto divertente. Due brani diversi tra loro, ma che hanno delle emozioni incredibili. Sono l'antitesi l'uno dell'altro, naturalmente. In comune hanno l'argomento, che è l'amore, naturalmente. Da una parte c'è la celebrazione e la presa di coscienza del fatto che l'amore è indefinibile, perché è talmente tanto grande, secondo me, naturalmente, che diventa difficile dare una definizione. Cioè, ci divertiamo a dare un titolo a questo grande sentimento, ma è un piccolo sassolino in un oceano. Dall'altra parte ci divertiamo diciamo così, non sfottere, però simpaticamente giocare su Freud, su quello che ha detto, sul quale non ci troviamo d'accordo, insomma, io e Ax, ma con grande simpatia e con grande anche perché è nata una umorismo. grande amicizia fra voi. Non con Freud, con J-Ax. Con J-Ax, con Freud. certo, con J-Ax. Prossimo traguardo di Filippo Neviani quale sarà? L'Arena di Verona il 21 maggio del prossimo anno. Sicuramente da vedere. A Dio piacendo, naturalmente. A tutti gli amici di Studio 90 Italia, io sono NEC e vi saluto.